Beh, è stata un'emozione ed è un'emozione comunque aver potuto essere il presidente di tutti e un presidente che comunque è stato eletto all'unanimità, e questa per me è una grande forza, è una forza che spero ci dia anche nel futuro l'energia giusta per andare avanti. Spero che questa mia, diciamo, anche esperienza possa essere d'aiuto a tutto il consorzio. Spero di mettere appunto in campo anche le mie capacità e che queste siano sicuramente positive per tutto il lavoro che ci aspetta, perché è un grande lavoro e lo dobbiamo portare avanti con grande decisione. Gli obiettivi i più importanti sono sicuramente l'elezione di un direttore, sono sicuramente ragionare su il rapporto con il territorio, con le aziende, con i viticoltori e quindi anche con un rapporto di importanti progetti di sostenibilità. Su questo credo che lavoreremo molto. Il fatto che comunque è necessaria una strategia di marketing e comunicazione che riporti al centro e che valorizzi ancora di più di quello che è stato fatto fino ad oggi, che è stato già fatto molto, il nostro prodotto, il Prosecco Superiore in Italia e nel mondo, e che poi ci sia un coordinamento diciamo molto alla pari con i tre consorzi che compongono poi tutte le tre denominazioni. La parola ribelli ho sempre pensato non fosse una parola correttamente utilizzata nei confronti di persone che all'interno di un consiglio di amministrazione hanno comunque manifestato non dico delle proprie opinioni, ma hanno fatto emergere alcune problematiche, hanno tentato il dialogo nel discuterle all'interno del gruppo, quindi non credo sia corretto, insomma, definire ribelli noi appartenenti a quel gruppo di 8 persone. Per quanto riguarda il futuro, io credo che lo spirito sia sempre quello di andare avanti nell'ottica della trasparenza e soprattutto con volontà costruttiva, perché abbiamo una denominazione che merita. Quindi sono convinta che questioni ne verranno poste sul tavolo, che non sempre ci sarà convergenza di opinioni, convergenza di vedute, ma credo che l'intelligenza delle persone che compongono la squadra avrà l'abilità di trovare delle risposte a tutte le questioni che vengono poste sul tavolo, con grande intelligenza e volontà di dialogo e di collaborazione. Ripeto, sempre per il bene della denominazione. Gli obiettivi del futuro sono innanzitutto, come abbiamo già detto, la sostenibilità, quindi aumentare la sostenibilità e la percezione della salubrità dei prodotti che noi facciamo in questo territorio. La salvaguardia del territorio attraverso l'associazione delle colline dell'UNESCO, parlare anche di agricoltura biologica perché nel prossimo futuro i cittadini ci chiedono appunto un impatto ambientale assolutamente sostenibile. Sono basi che sono state fatte anche prima, adesso dobbiamo solo lavorare, e l'altro aspetto è dare valore alla produzione che facciamo, quindi lavorare sulla qualità del prodotto.